Il difensore originario di Valencia, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Villarreal ed ex giocatore del Napoli, si trova già in Italia per definire gli ultimi dettagli del suo passaggio al Pisa. Calciomercato in tempo reale, oggi 1 settembre. Aggiornamenti, indiscrezioni e novità da Barcellona, Real Madrid e dai principali campionati europei. Raúl Albiol, centrale spagnolo, è pronto a firmare con il Pisa proprio nell'ultima giornata della sessione estiva di mercato, segnando così il suo ritorno nel campionato italiano, dove ha militato nel Napoli tra il 2013 e il 2019. Il difensore compirà 40 anni questo giovedì. Attualmente senza squadra dopo aver concluso un ciclo di 6 stagioni con il Villarreal, Albiol è cresciuto calcisticamente nel Valencia, da cui è passato al Real Madrid nel 2009, restando con i Blancos per 4 stagioni. È ora a un passo dal vestire la maglia del Pisa, club guidato dal tecnico Alberto Gilardino, 43 anni, che ha debuttato in campionato con un pareggio contro l'Atalanta, 1-1, e una sconfitta di misura contro la Roma, 0-1. L'arrivo di Raúl Albiol rappresenta un colpo di esperienza per il Pisa, che punta a rafforzare il reparto difensivo con un profilo di grande affidabilità e carisma. Nonostante l'età avanzata, il centrale spagnolo ha dimostrato di poter ancora competere ad alti livelli, grazie a una condizione fisica invidiabile e a un'intelligenza tattica fuori dal comune. Il club toscano, attualmente impegnato nel campionato di Serie B con ambizioni di promozione, vede nell'ingaggio di Albiol una mossa strategica non solo sul campo, ma anche nello spogliatoio. Il suo bagaglio di esperienze internazionali, tra Liga, Serie A e competizioni europee, sarà prezioso per la crescita dei giovani e per dare solidità alla rosa. Albiol ha collezionato oltre 50 presenze con la nazionale spagnola, con cui ha vinto un europeo nel 2008 e un mondiale nel 2010. La sua carriera è stata contraddistinta da una grande regolarità e da un profilo sempre professionale, apprezzato sia dai compagni che dagli allenatori. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco lo rende un elemento estremamente utile per qualsiasi squadra. Durante la sua permanenza al Napoli, Albiol è stato una colonna portante della difesa partenopea sotto la guida di Rafa Benitez e poi di Maurizio Sarri. Ha disputato più di 200 partite con la maglia azzurra, contribuendo a rendere il Napoli una delle squadre più competitive della Serie A in quegli anni. Il suo legame con l'Italia, quindi, è già ben consolidato. Nelle ultime stagioni con il Villarreal ha continuato a essere protagonista, conquistando anche l'Europa League nel 2021. La sua leadership, unita a una grande disciplina tattica, lo ha reso un punto di riferimento nella retroguardia del submarino Amarillo, dove ha concluso la sua esperienza con grande dignità. Secondo fonti vicine al club pisano, Albiol avrebbe già svolto le visite mediche e firmato un contratto annuale, con opzione per un secondo anno in caso di promozione in Serie A. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, ma l'ottimismo regna tra i tifosi nerazzurri, che vedono in lui un rinforzo di peso per affrontare la lunga stagione. Il debutto del difensore potrebbe avvenire già nella prossima partita di campionato, in programma nel fine settimana. Sarà interessante vedere come mister Gilardino lo inserirà nei meccanismi della squadra e quale sarà l'impatto immediato dell'ex Napoli nella nuova realtà toscana. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.